ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, come frutta ancora acerba. E adesso un po' di blu come la notte, il bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle. L'aria puoi solo respirarla, azzurro come te, come il cielo è il mare, giallo come luce del sole, rosso come le cose che mi fai provare. Oggi, con Estate Giovani, siamo a Neirone, dove si svolgono i campi di quinta elementare e prima media dell'Associazione Cattolica Ragazzi. Andiamo a vedere. Innanzitutto, Gabriele, ci parli del tema del campo. Il tema del campo è un mondo di eroi. Ci abbiamo preso la storia di Giona e l'abbiamo un po' messa rapportandola un po' con noi. C'è la possibilità di essere tutti degli eroi e con le nostre debolezze, le nostre paure, però se il Signore ci affida una missione, un viaggio, una cosa, è perché sa che noi abbiamo le possibilità per superare ogni prova. Come funzionano le giornate al campo? Come è organizzato? Beh, al mattino, dopo colazione, ci dividiamo nei servizi, ci occupiamo insomma di pulire tutta la casa, di preparare il materiale per i giochi, poi facciamo un momento di preghiera insieme e dopo questo giochiamo fino a pranzo. E poi nel pomeriggio ci sono altri giochi e altri momenti, diciamo, di condivisione in cui si lavora un po' sul tema del giorno nelle squadre e poi anche la sera altri giochi, in modo che insomma le giornate siano piene e siano belle per tutti. L'organizzazione del campo come si sviluppa? Come si prepara un campo? E per preparare un campo noi ci siamo visti 4 volte prima abbiamo fatto 4-5 incontri prima di iniziare il campo. Abbiamo appunto deciso inizialmente il tema, come apportarlo per tutti i giorni, poi ci siamo divisi in gruppi, per ogni gruppo di animatori si è dedicato per gestire ogni giornata. Ad esempio io mi sono occupato della prima giornata di ieri e lavorando anche sui vari lavori che si fanno durante la giornata, alternati ai giochi e alle proposte che si fanno assieme. Noi abbiamo fatto assieme anche a Don Maurizio. Nella scelta del tema del campo, comunque degli argomenti che siete poi andati a trattare, cosa avete pensato potesse più interessare, più colpire i ragazzi? Abbiamo pensato a questi eroi qua perché li vedevamo un po' come una specie di cosa lontanissima ma allo stesso vicina, perché ogni supereroe è la parte umana e la parte, diciamo, mistica super. Ogni giorno, per esempio, ieri era l'uomo ragno, ho grandi poteri, grandi responsabilità. Cioè io accetto la sfida, mi metto in gioco. Oggi è Flash, quanto io mi accorgo dell'altro, quindi la velocità. Domani sarà Aquaman, i miei mondi sommersi, tutto quello che gli altri non vedono e tutte le cose potenziali che io ho dentro. I Fantastici 4 saranno i miei amici, quanto io mi accorgo dei mondi che sono intorno a me. E poi l'ultimo giorno sarà invece Superman e Bizzarro, quindi un supereroe potenziale, un supereroe che non riesce perché ha le sue debolezze.
Comunque, nel costruire, nel partecipare a un campo, voi comunque siete sempre orientati comunque sui ragazzi, sul cercare di fare qualcosa bene per loro. Qual è secondo te la cosa più importante da tenere presente per farlo bene? Domanda difficile, probabilmente considerare che tutto quello che facciamo davvero sia per loro e quindi pensato in modo che tutti possano partecipare, per tutti sia un'esperienza bella e la consapevolezza di doverci mettere anche qualcosa di nostro per spronare magari i ragazzi che fanno più fatica, perché sarà veramente bello, sarà veramente costruito bene solo se davvero riusciremo a coinvolgere tutti nonostante le difficoltà di ognuno e le necessità di ognuno che sono diverse. Quali sono le ragioni che ti spingono e ti convincono a spenderti per un campo, sia per la preparazione che poi per il campo farlo? L'aiutare i ragazzi, sono spinto ad aiutarli appunto perché penso che creare campi del genere per appunto far star bene i bambini sia una buona occasione per loro per insegnare anche loro a crescere, perché questi campi a parer mio sono anche una lezione di vita, perché comunque ti insegnano a rapportarti con gli amici, anche solo a svegliarti la mattina e ad apparecchiare colazione per gli altri del gruppo, a fare magari a sostenersi a vicenda tra amici, anche a fare qualcosa che si riesce con più difficoltà, e penso che questo possa servire molto a questi bambini qua. Sì. Don Maurizio Prandi, assistente dell'Associazione Cattolica Ragazzi, qual è l'asse portante del campo? Ma insieme agli educatori abbiamo scelto il libro di Giona, è un libro dell'Antico Testamento, uno dei libri più corti dell'Antico Testamento e di tutta la Bibbia, quindi. Però un libro molto, molto denso che ci è sembrato anche attuale. Il libro di Giona è un libro quasi comico, è una presa in giro di un mondo che si chiude su se stesso, che si avvita sulla propria religione, che si avvita sulla propria appartenenza etnica e chiede di aprire la mentalità. Il tema del campo parte da Giona comunque e poi arriva ai supereroi. Qual è il legame proprio tra i supereroi e Giona? Ma il titolo del campo appunto è In questo mondo di eroi e cerchiamo di far capire ai ragazzi che poi i veri eroi sono loro, ogni volta che riescono ad affrontare la loro vita, ogni volta che riescono ad entrare dentro la realtà della loro vita. Perché anche i supereroi, per quanto affascinanti, hanno dei punti, diciamo, tra virgolette, deboli. E, per esempio, oggi parlando dello sguardo, parlando degli altri, abbiamo detto che anche un supereroe come Flash Gordon, che va molto veloce, corre il rischio di non potersi fermare. E allora il desiderio è proprio quello di fermarsi, di andare a fondo, di conoscere le situazioni, di conoscere le relazioni. E il libro di Giona, lo ripeto ancora una volta, in questo senso ci aiuta tanto. Giona è un uomo convinto che Dio debba prendere le parti soltanto di un popolo, debba prendere le parti soltanto di una razza, debba prendere le parti soltanto di una religione. E Dio dice chiaramente a Giona che lui invece ama tutti. E tutti hanno il diritto di stare al mondo e tutti hanno il diritto di vivere, di esistere e di essere accolti. Il libro di Giona poi si conclude con una domanda e non sappiamo quale tipo di cammino abbia fatto Giona, però Dio è molto preciso in tutto questo. Anche io sono chiamato ad amare e non a condannare, perché lì, in quella grande città, ci sono tantissime persone. Secondo te quali sono le cose che oggi impediscono o comunque allontanano i ragazzi dal sentirsi supereroi? Ma io ho forse un'idea, forse un preconcetto anche, che loro sono alle volte in un mondo che rimane un po' chiuso lì. E dirò forse una banalità e mi perdonerete, però questi giorni passati al campo, passati distanti da quella scatoletta che si chiama telefonino, che ha un potere grandissimo, quello di tenerti connesso con il mondo intero, però alle volte di isolarti, ecco, li aiuta a capire che anche loro possono essere
in un certo senso i supereroi di oggi. Ad esempio, prima nel lavoro che abbiamo fatto hanno capito che si può essere responsabili di qualcuno, responsabili di sé, e sulla barca della propria vita tenere con sé le persone e remare insieme a loro. Giona è stato buttato a mare perché lo consideravano colpevole della tempesta. Ecco, cerchiamo di remare insieme agli altri. È un modo semplice per capire che un po' supereroi, tra virgolette, lo possiamo essere. Qual è il valore comunque di un campo ACR con più parrocchie? Il valore del campo ACR appunto è proprio il fatto dell'avere più parrocchie, del poter incontrare più ragazzi, di poter incontrare anche realtà diverse, perché poi non è detto che tra le stesse parrocchie abbiano lo stesso modo di fare, invece qui riuniti si ha un modo di fare che appunto si arricchisce a seconda della provenienza dei ragazzi, che riescono anche a stringere tra di loro un'amicizia bella. Negli anni ho visto ragazzi di parrocchie diverse poi rimanere in contatto, continuare a vedersi, cioè rimanere amici dopo il campo. Come si organizza la preparazione di un campo tra più parrocchie? Di solito appunto riuniamo tutti gli animatori che hanno piacere a fare il campo e che soprattutto ci indicano i vari parroci a cui è chiesto dai vari parroci, e facciamo un incontro generale in cui presentiamo il tema dell'estate su cui poi si potranno sviluppare i campi, e poi si sviluppa, presumo, come tutti poi i campi, dividendosi nelle giornate, preparando le varie attività, poi dividendosi per preparare i giochi, anche lì le responsabilità della settimana, diciamo. Siamo con... Giulia, Annalisa, Maria Sole. È la prima volta che fai un campo? sì, Come mai ti hanno convinto a venire? perché era da tanto tempo che volevo farlo, però non sono mai riuscita a venire. E cosa si fa qui al campo? Si gioca a molti giochi di gruppo, si fa le mangiate insieme, si fa le passeggiate e tante cose per divertirsi insieme. Ci fai qualche esempio di gioco velocemente? Lancia rossa, Come funziona? c'hai dei numerini dietro la schiena e non devi farti scoprire il numerino e devi cercare di prendere più persone che puoi. Stregone, ma c'è anche altri giochi. Qual è il tuo gioco preferito? Lancia rossa, E perché Lanciarossa? perché lo giochiamo nel bosco, quindi è più spazioso, e poi perché è più divertente ed anche lungo abbastanza e mi piace. Cioè. Qual è la cosa che ti piace di più del campo? Stare insieme. Quando sei a casa riesci a stare così insieme ai tuoi amici come al campo? No, è molto diverso col campo, si fanno amicizie più in fretta e a casa no, invece. Hai fatto nuove amicizie al campo? Sì, Pensi che queste amicizie comunque continueranno anche dopo? spero, spero di sì. Siamo con... No, Nicole. Giulia, Elisabetta, Esther. È la prima volta che partecipi a un campo? Sì, Come mai hai deciso di venire? perché per stare con i miei amici e conoscere nuove persone e giocare. A parte il gioco al campo si fanno anche dei servizi e cose di questo tipo? Sì, per esempio oggi è toccata alla squadra dei Verdi a pulire e a fare la tavola, appunto, a apparecchiare e a sparecchiare. Quali sono i servizi che si fanno al campo? Si gioca, si aiuta, si pulisce, si sparecchia, si apparecchia, si va in una piccola cappella dove si prega.
I servizi che fate qui al campo poi li fai anche a casa o no? Dipende, cioè il letto lo faccio, però non pulisco il bagno. E come mai non pulisci il bagno quando sei a casa? Perché non ho tempo. Quindi al campo fate poche cose, se avete il tempo anche di pulire il bagno, oppure fate molte cose? No, facciamo tante cose, però non è che sempre... non c'è il tempo perché siamo in tanti e quindi si può fare, ci possiamo dividere, mentre a casa sei da sola e magari non hai dell'altro da fare. Quindi la cosa bella del campo è che quando si è in tanti si possono fare più cose. Sì, anche nei giochi che si possono fare in squadre, anche i servizi. In quante squadre siete divisi? In 4 squadre con 4 colori e sono verde, rosso, blu e nero. A cosa serve la divisione in squadre? Per farci conoscere tutti. E hai fatto nuove amicizie divise in squadre? Sì, abbastanza. Tornerai in futuro a fare un altro campo? Sì. Anna, Margherita, Alessia, Vittoria, Greta. È la prima volta che vieni a un campo? No. Ci sono già venuta l'anno scorso, sembra lo stesso. E come mai hai deciso di tornare? Perché qui al campo puoi fare nuove amicizie, ti diverti nelle squadre e basta. Il campo ti ha consentito di fare nuove amicizie? Sì, molte. Come ci spieghi bene come funziona una giornata al campo? Allora, il mattino andiamo, dopo esserci rifatti il letto, vestiti, andiamo a fare colazione. Dopo alcuni si fermano a sparecchiare, apparecchiare per il pranzo e invece gli altri si lavano i denti e fanno altri servizi. Qual è la cosa che ti piace di più del campo in assoluto? È quando giochiamo tutti insieme o qua o nel bosco, perché certe volte andiamo anche nel bosco a giocare, facciamo dei giochi a squadre e ci dividiamo, è molto bello. A te cos'è la cosa che ti piace di più del campo? Giocare tipo nel bosco oppure fare i lavori di squadra. Ci fai un esempio di un lavoro di squadra che avete fatto? Abbiamo fatto delle storie, cioè che ci siamo divisi in 4 gruppi. A ogni gruppo venivano date delle parole e con queste parole dovevamo creare una storia. Al campo fate anche una gita? Sì, partiamo dal campo, attraversiamo un po' di bosco e arriviamo su un monte chiamato Caucaso e lì ci portiamo del pranzo al sacco e nel cammino cantichiamo canzoni di campeggio e poi si prega in una piccola cappelletta, sì. Fare la gita al campo è diverso che farla quando con i tuoi genitori? Sì, perché tipo qua ti puoi più divertire e hai più amici, puoi anche parlare, invece con i genitori magari un po' ti annoi. Poi puoi scoprire anche cose nuove con gli animatori che ti fanno vedere gli animali, così, roba del genere. Siamo con Moreno, Benedetta, Michela, Adele, Emilio. Allora, ci parli di cosa fate al campo? Al campo facciamo dei diversi giochi ogni giorno e inoltre la mattina, la sera andiamo a pregare e la sera facciamo messa, ma al pomeriggio facciamo anche un gioco nel bosco che può cambiare tra lancia rossa o se no stregone. Ci vuoi parlare di quello che è comunque il tema unificante del campo? Il tema è gli eroi e alla mattina andiamo in chiesa e parliamo di un supereroe e lo paragoniamo a Giona. Il prete ci spiega un po' e poi al pomeriggio si fanno dei lavori insieme sempre sull'argomento del giorno. Comunque trovi che gli incontri, le cose di cui parlate siano molto interessanti? Sì, poi ogni tanto ci sono anche dei video che rappresentano anche le caratteristiche del supereroe che parla a Giona.
Se nel gioco e negli incontri siete aiutati da degli animatori, come ti trovi con questi animatori? Bene, sono molto simpatici e sanno sapere, sanno essere severi al punto giusto, sono anche molto divertenti. In luce degli animatori che trovi al campo, ti piacerebbe in futuro provare questa esperienza? Ma a me non più di tanto, perché comunque io il mio futuro già ce l'ho in mente, però fare l'animatore non è che mi inciti più di tanto. Come si mangia al campo? Bene, bene. Fanno un primo, un secondo, a volte la frutta o il dolce. Quando sei al campo ti è difficile essere sempre insieme a delle persone e non avere mai un momento per te, oppure è comunque bello stare sempre insieme? No, è molto bello stare sempre insieme, anche perché magari a casa ho più tempo per stare da sola, ma al campo mi piace stare con le persone o con gli amici. Quali sono le cose che pensi ti abbia insegnato più di tutto il campo? Imparare a fare anche nuove conoscenze, riuscire a parlare anche con persone che non conosco, che conosco da poco. Il campo comunque è un'esperienza che ti aiuta a stare insieme anche a persone con cui magari non andresti d'accordo? Sì, in questo campo io ho conosciuto molte persone che non conoscevo e ne sono molto soddisfatta. Qual è la cosa che proprio più ti piace del campo? Che consiglieresti a una persona per convincerla ad andare a un campo? Ma io consiglierei principalmente la moltitudine di giochi che facciamo tra mattina, pomeriggio e sera. Inoltre i nostri animatori integrano anche quelli che a volte non vogliono giocare in modo sempre molto bello. Anna Maria, Viola, Lorenza, Giulia, Lavinia. Allora, una cosa di cui non abbiamo ancora parlato, perché venire a un campo? Come convinceresti una persona a venire a un campo? E all'inizio, quando ho letto un po' le cose che c'erano scritte, quelle cose da portare, le persone che c'erano, ero entusiasta di venire. Secondo te qual è la cosa che rende bello un campo? Essere tutti insieme e giocare tutti insieme e fare lavoro di squadra. Al campo comunque quanto sono importanti le altre persone con cui stai? e praticamente sono tutto, perché è come se fossimo tutta una famiglia e quindi bisogna aiutarsi a vicenda. La sera fate il fuoco al campo? Non tutte le sere, ma ci sono delle sere che mettono il fuoco, facciamo il fuoco e ci ritroviamo tutti intorno per cantare le canzoni e per divertirci tutti insieme. Hai fatto nuova amicizia a questo campo? Sì, parecchie. Molte persone, alcune persone conoscevo alcune persone, ma non tutte. E è stato una cosa bella.
tema del campo? Abbiamo scelto la frase, quella del Sinodo dei Giovani di quest'anno, Maestro dove abiti, e cerchiamo di aiutare questi bambini che sono bambini di terza e quarta elementare delle parrocchie di Lavagna a vivere un'esperienza di incontro con Gesù dentro la loro età, quindi dentro le dinamiche che vivono di relazione tra di loro, nella famiglia, con gli amici. Cerchiamo un po' di capire insieme come possiamo incontrare Gesù e come possiamo testimoniarlo agli altri. Come si sviluppa il tema durante le giornate? Ma durante le giornate c'è sempre un momento di riflessione al mattino e poi a volte se lo si riprende anche nel pomeriggio con giochi tematici o con un momento di riflessione. E poi la giornata è quella classica dei campi, quindi c'è il gioco, tanto gioco, ci sono i servizi per la vita comunitaria, quindi la tavola, le pulizie, la preparazione dei momenti di preghiera e dei giochi. Quindi diciamo non ci sono spazi morti, ecco, c'è sempre qualcosa da fare e lo si fa insieme. Per esempio oggi che tipo di riflessione avete fatto? Ma oggi è stata una giornata particolare perché è stata la giornata delle confessioni e abbiamo parlato del Vangelo quando Gesù incontra il giovane ricco che gli chiede la vita eterna, e ci siamo detti che la vita eterna è sì la vita senza fine, però è anche una vita piena, una vita già che comincia adesso, e quindi se noi riusciamo a togliere tutto quello che è di peso siamo già nella vita eterna, perché il bene, come dire, rende più grande, più bella la nostra vita. Sono organizzati questi giorni? Allora, siamo qua dal lunedì a sabato e ovviamente solito ci sono dei momenti di gioco, dei momenti dove invece si sta insieme, si prega e insomma poi dei momenti dove si dà tempo al relax. Infatti diamo dei tempi proprio per riposarci. Ancora oggi mi hanno detto vi diamo mezz'ora di relax in camera, tutti sì, che bello. No, non pensavo che ci fosse questa risposta, però no, sono molto stanchi, devo dire che si stancano molto, ma questo vuol dire che li facciamo stancare bene, li facciamo giocare tanto e quindi i genitori dovrebbero imparare, molti genitori dicono ma come facciamo a farli andare a dormire presto? Magari bisogna farli stancare così. E quali sono stati i giochi di oggi? I giochi di oggi, abbiamo giocato stamattina a Roverino, classicone, poi abbiamo fatto calcio senza porte e poi aiutatemi un po', cosa abbiamo giocato stamattina? Oggi pomeriggio abbiamo giocato a bandiera svizzera e a nascondino abbiamo giocato, qua giochiamo tanto a nascondino, a sardina. E qual è il tuo gioco preferito? Il mio? Non lo so, lancia rossa, credo che sono tutti molto d'accordo su questo. Qual è il segreto per essere forti a lancia rossa? Lo chiede alla persona sbagliata, lo chiedi, perché io faccio schifo, lo dicono anche loro. Faccio schifo a lancia rossa, io proprio... Ecco, ce l'ho. Qual è il segreto? Non essere Federico Luciani. Per giocare a lancia rossa bisogna essere tutto tranne essere Federico Luciani, perché sennò non si vince. Adesso in che fase della giornata siamo? Abbiamo appena finito la merenda e tra poco cosa prevede? Fra poco andiamo, ci dividiamo nelle squadre e approfondiamo il tema della proposta di stamattina. Stamattina abbiamo fatto la penitenziale, quindi c'è stato un momento legato alle confessioni. Il Vangelo di oggi che abbiamo letto insieme era il giovane ricco, quindi sul lasciare le cose che alla fine sono meno importanti, perché ci sono altre cose importanti nella vita, e quindi anche oggi pomeriggio, proprio fra poco faremo proprio questa riflessione insieme, cioè quali sono le cose di cui posso fare a meno. Da quanto tempo fai l'animatore? Dal 2005, quindi sono 13 anni da animatore. E ogni anno cos'è che ti spinge a continuare in questa attività? Loro, esattamente loro. Perché mi danno una carica che altre cose non mi danno. Cioè, insomma, loro ti danno proprio la gioia proprio di vivere, la gioia di credere ancora in un mondo bello.
Di solito siamo abituati in televisione a vedere delle cose tremende e poi vedi loro nella loro semplicità e tutto sembra possibile e molto più bello di quello che può sembrare dal grigio della televisione. Come sono organizzate le squadre dei bambini? Allora, sono 4 squadre di 4 colori diversi, abbiamo azzurri, verdi, rossi e gialli. Per ogni squadra ci sono 4 animatori che sono divisi, diciamo, in base a chi ha più esperienza, chi ha un po' meno esperienza, perché quest'anno ci sono anche degli animatori nuovi, tra cui me. E poi come bambini li dividiamo un po'. Alcuni li mettiamo, quelli che si conoscono già, magari li mettiamo 2, massimo 3, e altri li mettiamo in squadre separate perché così fanno anche nuove amicizie, nuove conoscenze. Questa per te è la prima esperienza? No, ho fatto anche altri campi, ma da animatrice questo è il primo, sì. Che cosa provi? Come ti sembra? Con i bambini è molte soddisfazioni, sia quando si vince che quando si perde, che quando si pareggia sempre, e molto molto divertimento. Per esempio, qual è il tuo gioco preferito? Lancia rossa, per i boschi soprattutto, è molto più bello. E qual è il rapporto con i bambini? È molto scherzoso, molto d'amicizia, poi ci sono molti bambini che anche magari si affezionano, quindi sono sempre attaccati a te ed è molto bello. Anche quello dà molte soddisfazioni, molta felicità anche per gli animatori comunque. Mi racconti un attimino che cosa prevede l'organizzazione del campo, come si organizza? È un'organizzazione un po' lunga, noi animatori prima ci incontriamo, facciamo 5 anche 6 incontri e ci sono anche degli animatori proprio che hanno dei compiti specifici, come per esempio il capocampo Federico con cui avete parlato prima. Poi ci sono 2 animatori addetti al gioco, che sono la Tabata e Francesco. Poi c'è un animatore che si occupa appunto proprio del refettorio, della tavola. E poi ci sono 2 animatori, uno per i maschi e uno per le femmine, che si occupano delle camerate. Nel senso che aiutano a pulire, aiutano magari dopo finito di mangiare, li accompagnano a lavarsi i denti. Quanti sono i bambini? 25 se non sbaglio, forse un po' di più, una trentina. E riuscite ogni volta a tenerli, a gestirli? Ecco, in cosa consiste la difficoltà? La difficoltà sono magari i bambini un po' più discoli che scappano, non ti obbediscono, corrono, quelli un po' più vivaci, diciamo. Poi ci sono anche quelli un po' più timidi che anche loro sono abbastanza difficili da gestire, che magari non vogliono fare tutti i giochi, allora devi andare lì e spronarli, dirgli dai vieni a giocare che ci divertiamo. Quindi tu adesso sei nelle tue vacanze estive, è finito l'anno scolastico e oltre ai campeggi a cos'altro ti dedichi? Niente, poi farò anche il mio campo da animata, perché comunque sono in seconda superiore e quindi anch'io posso ancora fare il campo. E poi basta, poi vado al mare con gli amici, la mia famiglia. E preferisci il campo da animata o il campo da animatrice? Bella domanda, da animata perché posso giocare di più, perché ovviamente i bambini essendo piccoli, noi animatori la maggior parte delle volte non giochiamo. Li lasciamo giocare, magari diamo 2 indicazioni, ma la maggior parte delle volte non giochiamo. Tempo svolge il ruolo della cuoca nei campi? Sono già 2 o 3 anni che lo faccio, abbastanza con passione. Insomma. E quest'anno come sta andando? Benissimo, mangiano tutto a parte un po' di verdure, ma meglio non dirlo. No, dai, tutto quello che abbiamo fatto lo prendono, anche fanno il bis e poi insomma sono bravi ragazzi. Com'è l'organizzazione della cucina? Siamo in 2, poi c'è i preti che ogni tanto si alternano a lavare i piatti e i bicchieri e pentole, perché ce ne sono, e stiamo abbastanza d'accordo e insomma. E cosa preparate per i bambini? Pasta, tanta pasta perché piace la pasta, poi abbiamo fatto le polpette piselli oggi, hanno spazzolato tutto, poi stracetti di tacchino, pasta al pomodoro, una botta di würstel ci vuole, e pure di patatine fritte, vabbè ma... Poi insomma sono bravi e mangiano tutto veramente. E quanto tempo ci vuole per preparare tutto, fare la spesa, pensare a cosa far mangiare? La facciamo prima col Don Federico insieme, l'abbiamo fatta su al Soggiagross e abbiamo preso tutto per una settimana e ogni tanto se manca qualcosa parte qualcuno e va giù e compra di corsa qualcosa appunto di utile che manca, ecco. E per stasera qual è il menù?
Allora, stasera abbiamo gli straccetti di, come si dice, di pollo, esatto, scusami, al vino, no, veramente al limone, vino no, meglio non metterlo, più le carote, e poi ci hanno regalato anche il gelato e quindi oggi se la passano bene stasera. Ecco, c'è un pentolone che bolle, che cosa c'è dentro? Ho messo su l'acqua per la pasta e piano piano si fa le cose. Qual è l'ora di cena più o meno? 7:30, 8 meno un quarto, a volte siamo un po' più in ritardo, ma i ragazzi... Qui invece cosa ti stai preparando? Già vedo che stavi tagliando le carote. Preparando le carote per appunto metterle insieme agli straccetti di tacchino o pollo. Mangiano tutto i bambini, frutta, verdura? La verdura è un po' più dura, però no, devo dire che la mangiano volentieri, dai. Non è che ne proponiamo così tanto spesso e volentieri, però... E qual è il segreto per i piatti vincenti? Non lo so. Tanta allegria, simpatia. Beh, sì, fatti abbastanza con amore, casalinga, e quindi insomma, non so. Giulia, Benedetta, Caterina, Vitalia, Leonardo, Bianca, Giada, Francesca. Allora, chi è che mi racconta qual è il suo gioco preferito? Il mio è Lanciarossa, come Federico. Perché? Cos'è che ti piace di più di Lanciarossa? Perché poi ci fa... cioè, è un gioco che... non lo so... L'aiuta la tua amica? Perché si gioca in squadra e poi si può nascondere e devi avere delle strategie per giocare. Quanti anni hai? 9. E che squadra siete voi? Rossa. E la squadra rossa che compito ha oggi? Di fare le camerate. Di fare le camerate. E ti piace di fare le camerate? Sei contento? Sono l'unico. L'unico maschio che lo fa? Sì. Però poi ci hanno messo pure la musica per pulire. Ah, quindi ve l'hanno agevolato, è più semplice. Sì. E invece i giorni scorsi com'è andata? Chi è che me lo racconta? Francesca? Allora, i giorni scorsi abbiamo fatto una sorta di Olimpiadi con l'acqua perché faceva un caldo boia. E avevamo fatto una nuova preghiera per il pranzo, stranissima, che praticamente è più strana dello strano in sé. Quella fame, siete fame, è stranissima. E praticamente quasi solo si gioca e basta. Sì, sentiamo, qual è il gioco che invece proprio non ti piace in assoluto? Quello che non vorresti fare mai, ma che purtroppo a volte però capita. Bandiera. O ti piacciono tutti i giochi? Mi piacciono tutti. Invece un gioco che a voi non piace, sentiamo lei? Bandiera svizzera. Perché? Cosa c'è che non ti piace? Non mi piace dover correre sempre. E invece con i compiti della scuola come siete messi? Chi è che me lo dice? Lei? Non l'ho ancora iniziati, perché poi servono per ricordarsi le cose, ma se li inizi già adesso poi non te li ricordi a settembre quando inizia la scuola. Quindi adesso ti godi questi giorni, diciamo di vacanza, e poi quando torni cosa fai? A luglio credo che inizierò a fare i compiti, però quando tornerò andrò al mare e basta, mi rilasso ancora un po', poi inizio i compiti. Andrea, Cecilia, Vittoria, Delia, Mattia, Sofia, Virginia. Chi è che mi dice qual è il tema del campo? Qual è il tema di questi giorni? Di che cosa si sta parlando? Allora, il titolo è stato Dimmi cosa fai, ti dirò chi sei, che praticamente significa cosa fai e l'altra persona ti dice chi sei.
Per esempio, sei una persona educata che fai molti piaceri, sei una persona gentile. Invece una cattiva che non fa niente, sei una persona cattiva. E vi conoscete già tutti oppure c'è qualcuno che ha stretto delle nuove amicizie? Io ho conosciuto una bambina che non viene con noi al campo ma vive qui vicino. E gli altri più o meno, gli altri bambini li conosci già tutti? Sì. E secondo te qual è la cosa più bella del campo, di questi giorni insieme? Non lo so, sono tutte belle. E invece i genitori ti mancano? Sì, ma anche dopo un po' essere stato con i genitori, un po' ti devi godere anche una vacanza senza genitori, ma anche con gli amici. È la prima volta che fai un campo estivo? No, il terzo anno. E cos'è che ti piace di più in questi anni? Cos'è che ti è piaciuto di più? Ma a me è piaciuto, mi è piaciuto molto fare i giochi, tipo pulire le camere, andare in liturgia e molte altre cose. Che squadra siete voi? I Verdi. E cosa hanno fatto i Verdi oggi? Hanno fatto liturgia. E cosa consiste? Cosa vuol dire fare liturgia? Vuol dire imparare le canzoni. Non è canto. Che cos'è liturgia? In liturgia si va in chiesa e si cantano canzoni che abbiamo sul libretto, che ci danno ogni volta che facciamo liturgia. Quelli che sono di liturgia ci arrivano prima, poi dopo tutti si uniscono e si legge, si fa la proposta insieme. E per te sono canzoni nuove o le conoscevi già? Alcune nuove, alcune no. Molto belle tutte. Svieta. Mattia. Isabella. Lucia. Sofia. Filippo. Elisa. Ginevra. Allora, chi è che mi racconta come sono organizzate le stanze, le camere? Parla lui. Sono organizzate praticamente che c'è sali le scale, c'è 2 stanze per i maschi e 5 o 6 letti, e poi andando su c'è quelle delle femmine, e praticamente tutti i maschi di tutte le squadre vengono riuniti, i maschi nelle loro stanze e le femmine nella loro. E com'è la camera delle ragazze? Ordinata o disordinata? Molto ordinata, direi. Confermi? Sì. Molto rumorose le ragazze, Come no? Come si fa a tenere una camera in ordine? Qual è il segreto? Non ne ho la più pallida idea. E come vi siete divisi nelle camere? Ci sono 3 camere delle femmine, e io sono nella camera 3, poi c'è un'altra mia amica che è nella 2 e un'altra che è nella 1. E riuscite ad essere appunto ordinate, precise, a mettere a posto i vestiti, a lavarvi, a fare tutto autonomamente? Sì. E per te è la prima volta questo campo o ne hai già fatti degli altri? Ne ho già fatto degli altri. E qual è la cosa che ti piace di più di tutto? Le gite nel bosco. Perché? Perché mi piace essere a contatto con la natura. Consiglieresti ad un tuo amico o una tua amica questa esperienza? Sì. Come mai? È bella. 1, 2, 3! Lucia. Giada. Sara. Elena. Vlad. Viola. Mattia. Elisa. Francesca. Nausicaa. Allora, che squadra siete voi? Gialli. Cosa hanno fatto i gialli oggi? Abbiamo giocato A cosa? a nascondino. Ma ogni giorno avete un compito diverso, giusto? Per esempio, oggi che cosa avete fatto? Siamo stati a cantare davanti alla chiesa. E invece i giorni scorsi come sono andati? C'è qualcosa dei giorni scorsi che ti ha colpita particolarmente? Sì. Non mi è
Ecco, per esempio un gioco oppure un momento della giornata. Tu le suggerisci qualcosa? Lancia rossa. Lancia rossa. Perché è così bella Lancia rossa? Perché ti diverti, a parte le zecche, però ti diverti. Qual è il momento più difficile, complesso, diciamo, dei campi estivi, quello che appunto richiede un po' più di attenzione? Da parte degli animatori è sicuramente difficile organizzare i giochi e mantenere l'ordine nelle camerate. Qual è la situazione delle camerate? Ad esempio alla sera, dopo che abbiamo finito di cenare, dopo i giochi, dobbiamo tornare su, stare attenti comunque che si lavino i denti, si preparino, si mettono il pigiama, non facciano anche troppo, diciamo, caos, affinché poi tutte le camerate riescano a dormire, e quindi bisogna stare un po' attenti a tutti questi vari aspetti. Ciao, semplicemente ciao.